Benvenuti amici sportivi, amanti del calcio giovanile. Le telecamere della Sport quest'oggi saranno al Valerio Bacigalupo di Taormina e vi presenteremo la partita valevole per l'11ª giornata che vedrà di fronte nel campionato allievi regionali girone D lo Sporting Taormina contro la Magica. Sporting Taormina che ha 20 punti in classifica con 10 partite giocate, 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La Magica che ha anch'essa 20 punti in classifica, però ha giocato 9 partite, ne ha vinte 6, pareggiate 2 e persa 1. Sconto a vertice quest'oggi che vede di fronte lo Sporting Taormina che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 fuori casa contro il Mister Bianco. Invece la Magica ha vinto 2-0 in casa contro l'Olympic Priolo. Abbiamo già visto con l'ausilio delle nostre telecamere le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi. Abbiamo già visto scorrere quella della Magica, adesso abbiamo visto quella dello Sporting Taormina che scenderà in campo con Mauro in porta, Giovane, Cardone, Vasta e Miuccio nella linea difensiva, centrocampo formato da Garufi, Pavone, Liotta e Alecci, coppia d'attacco invece Castorina e Torrisi. L'arbitro adesso si incammina con i giocatori verso la linea di centrocampo dove ci saranno i soliti riti pregara e il solito applauso del pubblico presente al Valerio Bacigalupo di Taormina. Si scambiano il saluto adesso le squadre, è quasi tutto pronto, arriva anche l'urlo che carica i giocatori dello Sporting Taormina e si parte così. Sporting Taormina in maglia rossa che attaccherà da destra verso sinistra, la Magica invece in maglia blu che attaccherà da sinistra verso destra, ed è subito la prima occasione nei piedi del numero 8 dello Sporting Taormina, Liotta, che calcerà questo calcio di punizione in mezzo dove stacca Castorina ma prende la traversa in pieno e sulla ribattuta si fa trovare pronto Turrisi che porta subito in vantaggio i suoi 1-0 dello Sporting Taormina. Non siamo neanche al secondo minuto quando Carmelo Torrisi realizza la rete del vantaggio e fa esultare sotto la curva. Lo andiamo a riapprezzare con i replay, il grandissimo gesto tecnico sinistro al volo che si infrange sotto la traversa e poi va a finire in porta alle spalle dell'incolpevole Celano che ha visto scorrere la palla sulla linea di porta e adesso ci proverà ancora lo Sporting Taormina con questo calcio di punizione all'indirizzo sempre di Castorina che calcia in porta con la testa, ma la palla arriva fuori. Adesso ancora calcio d'angolo, battuta da Liotta, in palla in mezzo per Castorina che stavolta non sbaglia bersaglio e allora Sporting Taormina 2, Magica 0. 5 minuti di inferno per il Magica che si vede soccombere dallo Sporting Taormina. Adesso il vantaggio per 2 reti a 0. Va ad abbracciare anche il direttore sportivo Cullotta, Mario Castorina, e allora ci proverà la Magica con questa azione che parte dai piedi del numero 9 Leonardi e sarà ancora Magica che prova a reagire e prova a dimezzare lo svantaggio con Marchi che calcerà in porta. Adesso grandissima punizione di Leonardi che calcia in porta e trova anche lui il bersaglio e allora accorcia le distanze l'attaccante con il numero 9 Giovanni Leonardi per la Magica. Grandissima punizione magistrale, ci ha provato Mauro ad intercettare il pallone ma la palla finisce in porta e allora lo Sporting Taormina adesso è in vantaggio per 2-1, le distanze si sono accorciate, ci verrà ancora con la rovesciata il numero 9 Leonardi che poi viene deriso dal pubblico al quale risponde immediatamente e poi ci proverà ancora un tiro dalla distanza e grandissima risposta sempre di Mauro in due tempi. Siamo già dall'altra parte dello Sporting Taormina che ci ha provato con l'incursione del numero 3 Cardone. Allora ancora Sporting Taormina, palla lunga ma Celano ne fa preda e allora sarà su questo rinvio di Antonio Mauro che terminerà così la prima frazione di gioco. Sporting Taormina 2, Magica 1. Risultato fermo su questo punteggio. Vedremo se sarà lo Sporting Taormina ad aggiudicarsi lo scontro al vertice e a tenere la vetta della classifica oppure se la Magica nel secondo tempo sarà capace di reagire e ribaltare il risultato. Intanto con l'ausilio delle nostre telecamere abbiamo visto che i giocatori riprenderanno posizione in campo e si riparte. Sporting Taormina che attaccherà adesso da sinistra verso destra, Magica invece da destra verso sinistra ed è subito sui piedi del numero 11 dello Sporting Taormina la prima occasione utile della seconda frazione di gioco e calcio in porta con Torrisi ma non trova lo specchio e allora ci reagisce la Magica con questo tiro in porta bloccato subito in due tempi da Mauro. Ci prova adesso la Magica in tutti i modi ma arriva la prima sostituzione, entra in campo il numero 15 Figuera Manuel, prima sostituzione per Mister Scarlata e adesso sarà un calcio di rigore decretato dal direttore di gara in favore dello Sporting Taormina che se ne prende cura il numero 8 Liotta che calcia in porta e spiazza il portiere e allora sono ancora 2 le lunghezze di vantaggio. Adesso lo Sporting Taormina si porta sul 3-1
ci ha pensato Dario Liotta con questo calcio di rigore calciato alla perfezione. Sporting Taormina che ha sbarrato la strada alla possibile rimonta della Magica, che ci prova ancora con Leonardi da fuori, ma la palla viene smorzata e finisce in calcio d'angolo. Ci proverà ancora la Magica con questa azione di contropiede. La palla viene messa in mezzo dove non arriva per un pelo l'attaccante Leonardi, che adesso recupera la palla, calcio in porta, ma grandissimo intervento di Mauro che sventa un'occasione importantissima per la Magica. Intervento veramente spettacolare, viene infatti festeggiato dai compagni per questo intervento miracoloso e si parte subito invece lo Sporting Taormina. La palla viene messa in mezzo da Torrisi, che l'appoggia per un compagno al centro, che calcia 2 volte ma non trova lo specchio della porta. Grandissimo anche l'intervento del portiere e del numero 6 De Fiore, che ha tolto la palla che era sulla linea. Ci proverà adesso ancora la Magica, ma ancora un'altra sostituzione. Entra anche in campo il numero 17 Filistad ed esce Garufi, seconda sostituzione per lo Sporting Taormina, che adesso vede il pallonetto di Leonardi, che si è divorato un'occasione utile per portarsi sul 3-2. Adesso lo Sporting Taormina con questo calcio di punizione messa in mezzo prova a rendersi pericolosa, punizione calciata da Cardone. Adesso sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva l'Eurogol di De Fiore, che con una rovesciata si inventa il gol del 3-2 e ancora riapre allora le speranze per un possibile pareggio. Grandissimo il gesto tecnico di De Fiore, il numero 6 della formazione della Magica. Andiamo a riapprezzare con i replay la rovesciata e l'urlo di Mirko De Fiore, che ci crederà fino in fondo. Adesso un altro cambio, entra il numero 16 Barbera, esce il numero 9 Alecci. Adesso lo Sporting Taormina calcia in porta con Torrisi dalla grandissima distanza e colpisce la traversa. Bellissima la botta di Torrisi. Adesso mancano 4 minuti alla gara, come dice il direttore di gara, e sul finire dei 4 minuti di recupero si divora un'occasione importantissima Reina, che poi subirà i crampi e finirà così la partita valevole per lo scontro al vertice del campionato allievi regionali girone D. Lo Sporting Taormina che mantiene così la vetta. Magica che deve lasciar passare lo Sporting Taormina, che oggi si è dimostrato migliore su tutti i punti di vista. E dai campi adesso passiamo al post partita. Benvenuti amici videospettatori, ci troviamo qui nel post partita di Sporting Taormina contro la Magica. Ci troviamo qui appunto negli uffici dello Sporting Taormina e abbiamo ai nostri microfoni Torrisi, che ha siglato l'1-0 oggi, e Castorina che ha siglato il 2-0. Risultato finale è stato di 3-2 in favore dello Sporting Taormina, gara emozionante che ha permesso soprattutto il passaggio al primo posto, quindi la Magica deve lasciar passare senza ostruzioni lo Sporting Taormina in prima posizione. Adesso andiamo a sentire le emozioni e soprattutto il parere su questa partita di Torrisi, che ha siglato appunto l'1-0. È stata una partita molto combattuta, anche se all'inizio sembrava una partita facile, però poi non si è dimostrato così. Infatti abbiamo rischiato di prendere il pareggio, però ne siamo usciti con grinta e volontà di questa vittoria. E ci abbiamo creduto fino alla fine e il risultato è arrivato. Adesso siamo campioni d'inverno e ce lo godiamo. Appunto campione d'inverno, e adesso andiamo a sentire le parole di un campione d'inverno che è Castorina, che ha siglato il 2-0 in 5 minuti. Subito lo Sporting Taormina ha cercato di dominare la gara. Sentiamo allora il tuo parere su questa gara, Castorina, che ci dirai qualcosa in merito a ciò. Beh, la partita si è messa subito sui binari giusti per noi, però sapevamo che fino alla fine sarebbe stata di grande sacrificio e infatti si è dimostrata tale. Poi dopo il 2-0 non siamo riusciti a tenere bene la partita, abbiamo preso il 2-1 ma l'abbiamo rimessa su. Poi gli ultimi 20 minuti comunque abbiamo sofferto un po', ma penso che abbiamo sofferto proprio da squadra, perché questo è quello che ci contraddistingue rispetto a tante altre squadre di questo campionato. In tutti gli allenamenti penso che ci dimostriamo un gruppo solido e penso che si sia visto proprio questo in campo oggi. Allora, adesso passiamo la parola al direttore Antonio Gullotta e lasciamo andare i due campioni d'inverno Castorina e Torrisi, che oggi hanno realizzato le reti che l'hanno portato in vantaggio per 1-0 e 2-0, la gara che poi si è conclusa 3-2 di Sporting Taormina contro Magica. Adesso lasciamo passare il nostro direttore, che prenderà il posto qui accanto a me. Buonasera. Direttore. Buonasera. Buonasera direttore, le
Intanto le facciamo i complimenti per questa vittoria quest'oggi per 3-2 e soprattutto le facciamo i complimenti per l'organizzazione, la passione e l'amore che ci mette in questo lavoro per questa società. Adesso vogliamo un suo parere su tutto quello, sull'andamento finora della società, della squadra, dei ragazzi che oggi hanno ottenuto un traguardo importante. Innanzitutto grazie, se sentissi dire queste parole diciamo che va a valorizzare tutto il lavoro che magari durante la settimana, durante la stagione si fa, tutta la programmazione. Allora, quello che voglio dire io è che probabilmente questo 2016 si chiude in maniera fantastica, perché l'anno solare ci ha visti campioni l'anno scorso nel campionato provinciale. Se facciamo un calcolo, la nostra squadra allievi in queste 2 stagioni, comunque nell'arco solare del 2016, ha collezionato 1 o 2 sconfitte massimo, quindi è questa la cosa che ci tengo a sottolineare. Poi non viene meno il fatto che anche oggi una partita, appunto come hai detto prima, da primo posto, però noi abbiamo visto in campo 3 2002 per lo Sporting Taormina, 3 giovanissimi, e noi non abbiamo la categoria giovanissimi regionali, quindi anche il lavoro in prospettiva futura che viene fatto non solo da me ma da tutti in maniera positiva, sta portando i suoi frutti. Non so se il ritorno riuscirà ad essere come l'andata dal punto di vista di punti che riusciremo a collezionare, però possiamo essere super soddisfatti per quello che siamo, perché siamo comunque una neopromossa e essere primi come campione d'inverno è una cosa che dà tantissime soddisfazioni, al di là di come finirà. Vuole dire qualcosa in particolare ai ragazzi? Li vuole complimentare? Vuole fare un augurio per un proseguo del torneo altrettanto trionfante? Cosa vuole dire ai suoi ragazzi? Voglio dire di continuare con questa mentalità, perché come prima diceva Castorina, magari da fuori non si riesce a vedere benissimo, ma noi più che una squadra ci consideriamo una famiglia, nel senso siamo una squadra, però è come se siamo tanti fratelli, io in prima persona e comunque sono più grandi loro, il mister, è come se siamo tanti fratelli. Ci rispettiamo tutti, ci vogliamo tutti bene, andiamo tutti nella stessa direzione, ed è questo quello che ci ha portato i risultati che vediamo oggi. Quindi voglio augurare a tutti i ragazzi di proseguire con questa mentalità, la mentalità che noi chiamiamo famiglia Sporting, e di continuare su questa strada, e sono, al di là appunto di come finirà, sono sicuro che giocheremo alla fine, perché questo alla fine a noi ci interessa. Ok, noi adesso vi ringraziamo per il servizio, vi ringraziamo per la partecipazione che avete offerto alla società, quale la V-Sport, che vi ha offerto questo servizio quest'oggi. Vi facciamo un in bocca al lupo per il proseguo del torneo e gli auguri di buon anno in vista del nuovo 2017, sperando che sia così trionfante come questo fine 2016. Ci tengo anche a fare gli auguri di buon anno a voi, a tutti le visualizzazioni che abbiamo, tutti quelli che guardano questo servizio. Grazie. Va bene, allora per il post partita di Sporting Taormina Magica è tutto e vi mandiamo al prossimo servizio e alla prossima da Giuseppe Milanese. A posto.